Domenica 15 dicembre si terranno le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni dei consorzi di bonifica in tutto il Veneto, a cui sono chiamati tutti i proprietari di immobili, terreni e fabbricati. Sono circa 500.000 i padovani aventi diritto al voto nei 4 consorzi presenti nella nostra provincia: Consorzio Acque Risorgive, Consorzio Adige-Euganeo, Consorzio Bacchiglione e Consorzio Brenta. Invitiamo a partecipare perché i cambiamenti climatici che stiamo vivendo determinano chiaramente di riuscire a mettere a terra delle progettualità ampie, di riuscire a coordinarci anche con il mondo scientifico, perché noi dobbiamo prevedere e progettare un Veneto e una Padova che possa superare queste difficoltà ambientali che chiaramente sono imminenti. Gli agricoltori presentano una lista unitaria tra le associazioni di categoria per dare risposte ai problemi che i cambiamenti climatici portano. L'acqua è un bene comune, è necessario che venga gestita in maniera efficiente ed efficace. La gestione significa avere la possibilità di fare quelle opere, quelle progettualità sempre più necessarie, vedendo i cambiamenti climatici e le sfide che abbiamo proprio nella gestione della risorsa acqua. Per questo abbiamo deciso di fare una lista unitaria per superare i particolarismi, per dare anche un'indicazione a quello che è la politica, che di fronte a sfide così tanto complesse è necessario essere tutti quanti uniti per un unico fine, in questo caso che è la gestione corretta dell'acqua. La risorsa idrica porta anche ricchezza se ben governata. Ce ne si è accorti nel 2022 con la gestione della siccità. Le sfide degli anni a venire chiedono preparazione. Perché crediamo come agricoltori, abbiamo la presunzione di dire che siamo l'unica categoria che lavora a cielo aperto, per cui siamo in balia di tutti gli eventi e l'acqua ovviamente è uno di questi. Il nostro lavoro senza acqua non è neppure concepibile, perché noi lavoriamo la terra e la terra senza acqua non può produrre, per cui l'acqua è l'elemento essenziale per poter fare il nostro lavoro e per poter produrre quelle eccellenze che tutto il territorio e non solo il mondo ci invidia.